ti sta divertendo un po' troppo, frate. Dai ragazzi, ma vi sembra modo di cominciare una puntata? Siete così puerili tutti e due. No, tu non hai capito, ci stiamo preparando per una serata Giovane. e giocosa. Ma dai, siete due bambini. Ma dove sta andando? Questa è è Playa Playa Bonita. In occasione del 20° anniversario del 100°, vi sfidiamo con un gioco. Se indovinerete cosa c'è dentro la shopper, ve la regaleremo. Andiamo! In occasione del 20° anniversario del 100° ti faccio fare un gioco. Se tu indovini cosa c'è qua dentro, ti regalo una loro borsa, va bene? Beh, Cosa c'è qua dentro? allora, posso toccare? Sì, ti può anche aiutare tuo padre. Allora, sto pensando una cosa, però non lo so se è quella. Può essere popcorn, queste cose, popcorn. Allora, io avevo pensato alla pasta, però non lo so, devo vedere, Tocca meglio. devo toccare meglio. In occasione del 20° anniversario del 100° ti regalo questa busta se tu indovini cosa c'è qua dentro. Puoi solo toccare. Vabbè. A te. Anche da dentro puoi andare. Patatine, tipo chipster, queste cose qui. Patatine, popcorn. Patatine. Ma che tipo? Le chipster, quelle piccole. Le... Tipo un barattolo? Di cosa? Tipo qualche condimento per la pasta? Allora, secondo me possono essere patatine e quelle tipo simili alla San Carlo, quelle classiche. E usciamole. Vediamo se sono quelle. Così lo scopro anch'io cosa c'è dentro. Bravi! Una crema alle nocciole, forse. No. Ringraziamo il 100° per questa busta e per questo regalo. Vi posso chiedere un saluto sia al 100° un ringraziamento e un saluto a Playa Bonita perché ci sta guardando. Saluto Playa Bonita e anche il 100°. Saluto Playa Bonita e grazie al 100°. Saluto anche il 100°. Vai. Grazie mille, buona estate ragazzi. La usi di mattina. Marmellata. Pure... Te la possiamo dare valida? Escila. Facciamola vedere. Fragole. Questa è un'occasione dei 20 anni del 100°, quindi li ringraziamo e se possiamo salutare anche Playa Bonita. Grazie. Salutiamo Playa Bonita. Ciao. Secondo lei, qual è uno dei valori che si sta perdendo oggi? Ma diciamo uno dei valori che si sta perdendo oggi è la nuova generazione che c'è oggi, non è quella della mia generazione, della mia età. Oggi come oggi la gioventù di oggi è molto più emancipata rispetto ai tempi Diciamo che sono cambiate un po' di cose. sì, vero. Oggi parliamo di valori che non ci sono più, ma secondo te qual è uno dei valori che ormai si è perso? La lealtà. Sulla realtà potremmo fare un discorsone, no? Esatto, ma sia in amicizia, secondo me, sia anche in amore soprattutto. Nei rapporti, soprattutto. Sì, soprattutto. Il modo di vivere, è tutto un modo diverso di ciò che ognuno di noi vuole rappresentare. I valori ci sono, si sono perduti, ma sono sempre... Ma allora cosa possiamo fare per ritornare un po' a quello che sono gli insegnamenti di un tempo? Io quello che consiglio io è sempre considerare i nostri, tener conto dei nostri genitori che ci hanno dato dei valori che sono un po' diversi di quelli di oggi, ma però sono cose che rappresentative e sono cose che ci fanno crescere noi e fanno crescere la nuova generazione. Ma sicuramente l'amicizia è un valore che viene dato per scontato, un po' come in amore magari, però essere disponibili o essere
per lo più sinceri, nell'amicizia molte volte non è proprio così. Come un amico o un'amica dovrebbe essere leale? Allora, io in amicizia sono fortunata, devo dire la verità, quindi non parlo per me, prima che le mie amiche mi sentono. Però, qual era la domanda? Come una ragazza? La lealtà, Ah, non lo so. Dice, tanto tu hai delle amiche che tutto sommato va tutto bene. È una cosa normale il fatto che io magari mi confido con un'amica e quello che dico resta lì, la banalità, no? Quindi questa La fiducia anche che non deve mancare. E in amore? Dovremmo fare una puntata intera. No, in amore no comment. No comment. No comment, dice, non possiamo dire nient'altro. Già, no comment dice tutto. In amore non esiste proprio, certi valori non esistono più. Sì, sostanzialmente tu potevi realmente contare su una persona senza dei reali tornaconti, invece ti posso dire sulla mia esperienza personale che a tutt'oggi anche lì le persone si avvicinano prettamente per interessi. Per interesse. Senta, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ok, un grosso saluto a tutti quelli della playa e un grosso abbraccio e felice giornata e una splendida giornata come questa che bella soleggiata. Ciao amici di Playa Bonita, l'estate è appena iniziata. Come vedi sono da solo, quindi Dice, meglio Suli. chiamalo accompagnato. Ecco, dice, i proverbi non sbagliano mai. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao ragazzi, buon 2026, stagione estiva. Ragazzi, sapete che grazie a Flazio Domains chiunque oggi e in pochi minuti può registrare e avere il suo dominio online? E allora mi è venuta proprio una domanda da fare. Se il vostro ex fosse un dominio internet, che nome avrebbe? Andiamo a scoprirlo. Tu hai un ex? Sì, Allora, non so se conosci Flazio Domains, che è un sito che permette di acquistare una propria identità online. ok. Se potessi dedicare un dominio online, quindi un sito internet alla tua ex, quale sarebbe? Quello www. Dai, facciamo i buoni, www.tivogliobene.com, dai. Mamma mia, e come mai questo ti voglio bene? Come mai facciamo i buoni? Perché diciamo che non ci siamo lasciati in brutti rapporti, quindi è stata una decisione, possiamo dire, quasi complementare, quindi non andavano bene i rapporti e abbiamo deciso di chiudere, quindi semplicemente così. Giustissimo, anzi abbastanza maturo. Vediamo però se su Flazio Domains esiste www.tivogliobene.it. Andiamo a vedere. Flazio è un sito che permette di acquistare un'identità online in pochi minuti. Io voglio chiederti, se tu potessi dare un'identità online, quindi creare un sito web da dedicare alla tua ex, quale sarebbe? Come lo chiameresti? Non ho un ex reale, diciamo. In che senso non è un ex reale? Come Pamela Pratiri, fidanzato con Mark Caltagirone? No, ho un'ex frequentazione, diciamo, però ex relazione no. E come chiameresti questo sito per la tua ex frequentante? No. Flazio Domains è un sito che permette di acquistare un dominio online, quindi avere il proprio sito internet. Ok. Ma se lei potesse dedicare un sito web alla sua ex, quale sarebbe? No, non rispondo. No, www.nonrispondo.it. www.nonrispondo.it. Giusto, mi dice la domanda alla mia ex. Mannaggia, l'ho beccata, è un momento non adatto? No, vabbè, relativamente. No, ci sta, no, siamo in buoni rapporti. www.nonrispondo.it. Sì. Se tu potessi acquistare un dominio per il tuo ex, come lo chiameresti questo sito web? Non ho ex. Quindi non lo so onestamente, è una domanda un po' qualcosa sicuramente di simpatico, di imbarazzante che lo Lo farebbe sentire a disagio? sì, lo denigrerebbe, qualcosa di denigrante. Cosa consigliamo? Se tu potessi acquistare un dominio online per la tua ex, che dominio gli dedicheresti? Aspetta, cos'è? Dominio? Dominio, quindi www.it.org. No, ragazzi. No, ragazzi, non si può dire. Vediamo se su Flazio Domains esiste www.lasciamoperdere.it. Vai a quelpaese.it. Quindi www.vaiaquelpaese.it. Quindi è finita male questa frequentazione. Diciamo di sì. Poteva finire meglio, però meglio che finita così, con il senno di poi. Non abbiamo perso tempo. Vediamo su Flazio Domains se www.vaiaquelpaese.it esiste.
www.nessuno.it. Ci sta, andiamo a vedere su Flazio Domains se esiste questo sito. www.nonsipodire.it. Quindi lasciamo perdere, è successo qualcosa di tragico? Sì. Meglio dimenticare. Meglio dimenticare, sì. Però vediamo se su Flazio Domains esiste questo www.nonsipodire.it. Messaggi o chiamate? Chiamate o messaggi? Amici di Playa Bonita, questa sera andiamo a scoprire, o meglio, andiamo a chiedere ai ragazzi se loro preferiscono mandare messaggi o chiamate. Andiamo insieme. Sono insieme a Roberta e Chiara. Domanda veloce, ma preferisci messaggio o chiamata? Messaggio. Messaggio come? WhatsApp? Sì, WhatsApp. Sì, anche velocemente perché... Ma tu rispondi subito quando ricevi un messaggio? Sì, subito. Quindi la risposta deve essere celere. È immediata. Ma c'è stata qualche volta che invece hai fatto passare un po' di tempo prima di rispondere? Sì, per forza. Ogni tanto ci vuole. Sì. Preferisci il messaggio o la chiamata? La chiamata, Perché? perché così è tutto in diretta, non ci sono giri di parole. Quindi non si rischia di sbagliare. Esatto. Ma tu ami chi ti manda i messaggi? Vabbè sì, essere cercato è sempre bello. Facciamo una telefonata a 7 persone? E poi dopo ci chiamo, no? Dopo. Sempre Delle ragazze con tanto di rispetto. Oggi siccome sono ragazzi. anzi che ne blocco ancora oggi. Senti, ma tu preferisci il messaggio o la chiamata? La chiamata ovviamente. Perché? Perché per messaggi certe volte le cose non si capiscono bene, quindi in chiamata, anzi di solito di presenza. La chiamata è un pochettino per accomodare. Ci siamo? Senti, messaggio o chiamata? Messaggio. WhatsApp. Con risposta immediata. Con tante emotion? No. No. Semplice. Coinciso. No, niente emotion? Così è un ragazzo vocale che chiamate emotion, quindi così diretto. Sì, conciso, veloce. Quindi mai una telefonata? Solo se strettamente necessario. E sui messaggi vocali invece? Io ne mando un sacco, però mi dà fastidio tipo ascoltarli. Ma senti, ma quando ti mandano i messaggi tu sei tra... Inizio e manco rispondo. Ah, fantastico, Io però. mi vendo in mente. Quindi tu Ci ricevi il comunicamoci Ah, direttamente. Quindi stiamo parlando di messaggi e chiamate solo in ambito amoroso. Ma come vuoi tu, ma amoroso non è più amore. Amore, no, basta. Una cosa- Così, in approccio diciamo con una Nel ragazza. Nel Novecento l'amore. Adesso basta. Basta, è finito. Quindi tu sei per la chiamata, approccio diretto, la chiami E ci vediamo. e ci vediamo. Perfetto, diretto, veloce, estivo. E anche infernale, no? E anche Messaggi brevi o lunghi? Brevi, Scusa, mi fai di nuovo quel mi raccomando? mi raccomando. Ah, proprio così, mi raccomando. Senti, e sui messaggi vocali che mi dici? Sono noiosi da ascoltare. Meglio un bel messaggio scritto piano piano, anche 10 messaggi di fila, però tutto scritto. A sto punto meglio chiamare, no? Certo, è più facile, più veloce, è più vero. Qual è il limite massimo per ascoltare e ricevere un messaggio vocale? 20 secondi. 20 secondi. Limite massimo per ricevere un messaggio vocale? 7. 7 secondi. Sì, perché poi dopo un po'... Ma cosa dici in 7 secondi? Ascoltati in per due, tra l'altro. Ah, per giù, 7 secondi ascoltati per 2 significa che diventa un secondo. Va bene ragazze, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ciao. Ciao ragazzacci di Playa Bonita. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Un saluto a tutti voi, un abbraccio. Nelle relazioni bisogna trovare il giusto equilibrio tra gelosia estrema ed eccessiva voglia di libertà. Ma dove si trova il confine esatto tra l'indifferenza e il troppo interesse? Andiamo a scoprirlo. Ti sentiresti più a tuo agio con un partner geloso o comunque con un partner che ti lascia libertà di poter fare quello che vuoi, stare con chi vuoi? Allora guarda, per me la gelosia è abbastanza, dipende, se è eccessiva non mi piace, preferisco uno che mi lascia ovviamente libertà nei limiti, però secondo me la gelosia se non è ossessiva, non è esatto quella gelosia malata, può fare piacere insomma. Nessuna delle due.
una via di mezzo, diciamo. Non è buono né essere troppo menefreghista neanche troppo geloso. Preferisci un partner geloso o magari menefreghista, di quelli che ti lascia fare ciò che ti pare, che magari non dà quelle dimostrazioni di gelosia? Allora, in realtà devo dire che entrambe le cose forse sono due estremi opposti, cioè nel senso, alla fine penso che al giorno d'oggi tutti abbiamo bisogno di un po' di libertà, di sentirci sereni, di sentirci capiti. D'altra parte però anche un po' di gelosia fa sempre bene, cioè insomma mantiene anche un po' quella relazione viva, cioè la mantiene un po' viva. Però devo dire, non lo so, se potessi scegliere il ragazzo perfetto deve essere un misto tra i due, un miscuglio, ecco, insomma. Credi che la gelosia sia una dimostrazione di amore oppure è solo possessione, ossessione? Dipende dai casi, da come viene manifestata. Penso che comunque bisogna sempre lasciare libertà al partner. Quindi secondo te è sinonimo di interesse in una coppia? Sì, no, secondo me sì, può essere sinonimo di interesse, ovviamente dipende che tipo di gelosia, ripeto, che non sia, diciamo, un qualcosa di nocivo. Sì, esattamente, no, se già ti chiede, ti dice no, con quei vestiti non puoi andare, con i tuoi amici non puoi uscire, là diventa una gelosia malata. Nel momento in cui ti fa capire che ci tiene, secondo me può fare solamente piacere. Immaginiamo una scena, quest'estate, tu e le tue amiche volete andare ad Ibiza, il tuo ragazzo, il ragazzo più bravo, buono, gentile del mondo, però dice no, a me non va bene, non voglio che tu vada. Come ti comporti? Cosa rispondi? No, vado, prendo il primo volo e parto subito, cioè ciao. Ma ti è mai capitato di avere un partner geloso di questo tipo? Sì, in passato mi è capitato di avere un partner abbastanza geloso, di una gelosia eccessiva, infatti è stata una relazione abbastanza tossica che non mi sono vissuta bene. Ad oggi posso dire che lo hai riconosciuto, sei stata capace di andare via e lasciare andare? Sì, assolutamente sì. Ti è mai capitato di avere un partner abbastanza geloso? Mi è capitato. Come si risolve questa situazione? Come si scappa da un partner troppo geloso? In questo caso tu dici che la gelosia eccessiva non va bene. A volte quando la cosa diventa troppo, diciamo, patologica, è meglio forse allontanarsi. Quindi non ti faresti, diciamo, mettere i piedi in testa? Mai. L'ho fatto perché chiaramente magari quando si è un po' più piccoli si entra in quelle dinamiche un po' tossiche, quindi insomma, cioè, le viviamo tutti queste relazioni, però poi a un certo punto ti svegli e dici aspetta un attimo, forse è il momento di cambiare. Esatto. Ciao. Un saluto a Playa Bonita. Perdonare un tradimento non è mai facile, ma oggi andiamo a vedere chi ce l'ha fatta. Hai mai fatto pace dopo un tradimento? Allora sì, purtroppo, per fortuna sì, diciamo, o purtroppo per fortuna, non lo so come la... Hai tradito o sei stato tradito soprattutto? Ho tradito, però... Quindi non è che hai fatto pace tu, ha fatto pace lei? Ha fatto pace lei, per fortuna. Non me ne pento, però è andata. Ho fatto pace perché me la sono saputa aggiustare, diciamo. Bisogna rimediare poi agli errori, no? Rimediare agli errori. Sei cambiato? A dire la verità sì, sono cambiato. Tutto sto pensiero. Hai mai fatto pace dopo un tradimento? No, che non mi sembra la cosa più adatta da fare. Quindi sei stato tradito? Sì. O hai tradito? No, sono stato tradito. Perché ti ha tradito questa persona secondo te? Tutto quello che voleva aveva. Mi dava amore e tutto, però mi sa che la testa non ci funzionava. Allora, niente, io sono stato sincero. La sincerità secondo me vince su tutto. Io ho detto la verità, io ho detto che quello che ho fatto, ho raccontato e mi ha detto e niente, ne abbiamo apprezzo la tua sincerità, va bene lo stesso. Esatto. Ma come? Vabbè, ma allora erano 2 annetti di relazione, no? Quindi se tu gli dici la verità, magari giustamente lei se la può accollare a fare pace, tu ci parli un pochettino, te la sai giostrare. Hai mai fatto pace dopo un tradimento? Allora, devo dire che dopo l'unico tradimento della mia vita io non ho mai parlato più con quella ragazza e quindi diciamo che non lo posso... Hai tradito questa ragazza? Dopo? No, non credo, non l'avrebbe mai fatto. Come l'hai presa questo tradimento?
abbastanza male. Sono rimasto male, un po' di depressione per un paio di giorni, però poi sono tornato ancora più forte. Perché hai pensato a te stesso? Certo, me stesso prima di tutto. E come l'hai scoperto, se ti posso chiedere? Grazie ad amici, mi hanno mandato delle prove e lì ho scoperto tutto. Quindi delle foto magari? Sì. Tu non sospettavi di nulla? Sì, perché era più fredda negli ultimi giorni e da lì ho capito qualcosa. Per quanto tempo ti ha tradito quindi? 2 settimane, non tanto. Aspetta, non ho capito. Aspetta, il tradimento suo o il mio? Hai tradito tu? Sì. Non l'avevo tradito, ma come hai tradito tu? A Malta purtroppo. Allora che pace devi fare tu? Appunto, cioè, non lo posso sapere perché non ci ho più mai parlato. Complimenti. Grazie. Ma secondo te ti ha perdonato veramente o ancora non ha mai dimenticato questa cosa? Questo non te lo so dire, però secondo me allora queste cose non si dimenticano, però si può andare avanti, magari rimane il pallino, però... Siete fidanzati ancora? Siamo fidanzati. La vogliamo salutare? Ciao Sofia. Prometto che non ti tradisco più. Prometto che non ti tradisco più, va bene. Mandiamo un messaggio a chi tradisce o chi viene tradito, magari che cosa gli vuoi dire? Ragazzi, non tradite perché potete ferire una persona, perché potete farla stare male e possono succedere tante e tante cose, perciò evitate. Questa persona invece come l'ha presa? Quella che ho tradito? O quella con cui ho tradito? Quella che ho tradito? Facciamo entrambe. Allora, quella con cui ho tradito era una tedesca che non poteva sapere niente. Quella che ho tradito... Parlava italiano? No. E quindi questa ragazza che hai tradito come l'ha presa? Non ne ho idea perché non ci ho mai più parlato, ripeto. Ma lo sa, l'ha saputo? Ma penso di sì, perché poi la cosa è girata abbastanza. Ora mandiamo un messaggio, un saluto a Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita. Grande, grazie. Playa Bonita, grazie mille di questo servizio, un saluto e tante belle cose. Salutiamo a Playa Bonita che è meglio. Ciao a tutti, da Giuseppe per Playa Bonita. Attracchiamo in inglese. You are beautiful. Sguardi che si incrociano in discoteca, promesse scritte sulla sabbia e quella fottuta voglia di spaccare il mondo. I giovani di oggi sono un mix di sogni grandi e risposte cercate nel vento. Abbiamo ascoltato i vostri cuori, le vostre ambizioni. Playa Bonita vi dà appuntamento alla prossima puntata. Restate sintonizzati.